Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Anche oggi numerosi roghi in tutta la Calabria. Il governatore Mario Oliverio ha chiesto al Ministro dell'Interno la possibilità di impiegare i militari dell'esercito per controllare l'intero territorio regionale, in particolare nel servizio di Isabella Roccamo. La situazione degli incendi in Calabria continua ad essere drammatica, molti anche oggi i roghi, e così il Presidente della Regione Mario Oliverio ha chiesto al Ministero dell'Interno la possibilità di impiegare i militari dell'esercito per presidiare e controllare l'intero territorio regionale e bloccare quello che Oliverio definisce una vera e propria aggressione criminale. Il governatore calabrese continua a mantenersi in stretto contatto con la Protezione Civile Nazionale. Intanto un'altra giornata di intenso lavoro per vigili del fuoco e personale di Calabria Verde. Centinaia di uomini impegnati dal Reggino al Pollino. Le fiamme continuano a distruggere ettari di bosco e di macchia mediterranea, avvicinandosi ai centri abitati e uccidendo molti animali, come è accaduto a Montaltoffugo nel Cosentino. Ecco cosa rimane dopo il rogo che ha interessato una vasta area del centro della Media Valle Crati. Il fuoco ha costretto alcune famiglie a lasciare le loro abitazioni. Le fiamme hanno avvolto anche una stalla, uccidendo diversi animali. Una giornata di paura, come ci racconta il sindaco Pietro Caracciolo. Un incendio che ha devastato il centro storico da ieri mattina verso mezzogiorno e se ne è venuto a capo la sera verso le 9:30 alle 10 di sera. Abbiamo riscontrato tutta una serie di danni sicuramente alle colture, anche perché l'incendio ha attecchito una zona impervia di Montalto e si è poi estesa verso il centro abitato. 2 case hanno avuto dei danni a causa dell'incendio e una stalla è anche andata persa. Abbiamo precauzionalmente chiesto ai cittadini di abbandonare le case in attesa praticamente che si domasse questo incendio e poi hanno fatto ritorno a casa tutti quanti la sera. Sono in corso d'accertamento un po' quelle che sono le cause e gli autori di questo incendio e ovviamente il Comune si riserva di esercitare ogni azione nei confronti di queste persone che hanno messo veramente a serio repentaglio la vita dei cittadini di Montaltoffugo. Poi purtroppo verso le 10 di sera si è sviluppato ancora un altro incendio molto importante nei pressi dello stadio comunale di Montalto Centro e questo incendio ha tenuto impegnata anche i vigili del fuoco di Cosenza fino alle 4:30, 5 di mattina insieme alle squadre di Montalto del comune di Montalto e ai carabinieri. Insomma, veramente una giornata molto molto delicata.